Zone rosse, l'ipotesi torna in pista anche a Treviso. Sarà oggetto di discussione del prossimo Comitato per l'Ordine e la Sicurezza in Prefettura. Treviso, come Padova, si muove verso l'applicazione della direttiva del Ministero dell'Interno, diramata il dicembre scorso anche alla luce di aree già ben definite, sulle quali nelle ultime settimane si sono intensificati i controlli da parte delle forze dell'ordine. Controlli che solo a Treviso hanno permesso di identificare nel fine settimana passato 400 persone. Una linea che ha trovato l'immediata approvazione del sottosegretario alla giustizia, il veneto Andrea Ostellari, che oggi si è espresso in questi termini. Ogni iniziativa che aumenta la sicurezza dei nostri cittadini e facilita il lavoro delle nostre forze dell'ordine è benvenuta. La sicurezza delle nostre città passa attraverso nuove sfide. Contrariamente a quanto appreso nell'ultimo comitato in prefettura, lo scorso giovedì una o più zone rosse anche in città potrebbero essere definite, aree maggiormente esposte a fenomeni di criminalità diffusa e dunque più bisognose di interventi eccezionali. La zona rossa diventa uno strumento in più nelle mani delle forze dell'ordine. All'esito delle analisi delle forze di polizia e dopo aver condiviso i risultati dell'istruttoria con il comune, si valuterà l'adozione dei provvedimenti dunque necessari ad istituirle a Treviso ma anche in provincia.